Buongiorno a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Natalino Simioni e sono specializzato in endocrinologia. Prima di arrivare a lavorare in questo ospedale ho lavorato molti anni a Padova nell'Istituto di Semeiotica Medica, dove c'era proprio un centro di studio delle malattie della tiroide e di tutta l'endocrinologia. Dobbiamo oggi parlare in diretta Facebook della patologia della tiroide, che è una patologia molto frequente nel nostro territorio per varie situazioni. La prima è una relativa mancanza di iodio nell'acqua che beviamo e anche nella crosta terrestre, per cui la mancanza di iodio associata anche a questioni probabilmente genetiche rende abbastanza frequente la presenza del gozzo. Il gozzo, che è anche il nome di una barca di Chioggia ma non c'entra niente, è un ingrossamento della tiroide non legato a malattie brutte, maligne, non legato a tumori e nemmeno a stati infiammatori, quindi si descrive come un aumento di volume inerte della tiroide. Questi noduli, che di solito sono presenti nel gozzo, nella tiroide, possono aumentare lentamente nel corso della vita fino a dare disturbi anche alla deglutizione e così via. Un'altra caratteristica è che normalmente i gozzi non funzionano male, quindi la persona potrebbe avere alla ecografia del capo e del collo il rinvenimento del tutto occasionale di noduli tiroidei, ma la funzione tiroidea misurata con gli esami del sangue potrebbe essere assolutamente normale. Quindi nel caso di noduli la cosa da suggerire è quella, da un lato, di vedere se danno disturbo a deglutire, a respirare e così via, ma si tratta di forme che oggigiorno si vedono sempre meno perché l'uso dell'ecografia in modo rutinario le previene, ma dall'altro anche di capire di cosa sono fatti i noduli della tiroide, quindi sentire lo specialista per eventuale esame citologico che si ottiene mediante un ago aspirato con ago sottile sul nodulo. Ma passiamo a un argomento più comune e più interessante forse, che è quello delle malattie infiammatorie croniche della tiroide. La più nota e comune si chiama tiroidite cronica di Hashimoto, dal nome del giapponese che l'ha descritta per la prima volta. È una malattia dovuta al fatto che il nostro sistema immunitario, cioè l'apparato che produce gli anticorpi, non riconosce più la tiroide come appartenente a quell'individuo e quindi vengono liberati degli anticorpi che si possono riscontrare nel sangue, che possono attaccare la tiroide. Bene, voglio subito tranquillizzare chi mi ascolta, perché nella metà dei casi, anche se c'è la tiroidite cronica di Hashimoto e gli anticorpi presenti, potrebbe passare tutta la vita senza che la tiroide abbia una riduzione della sua attività. Quindi il 50% degli individui ha la diagnosi di tiroidite ma non ha bisogno di assumere farmaci nel corso dell'intera esistenza. Ce n'è però un'altra quota importante, appunto l'altra metà, che lentamente potrebbe sviluppare dei sintomi di ipotiroidismo. Questa parola significa che la tiroide lavora un po' meno di quello che dovrebbe. Ci sono dei criteri poi per iniziare il trattamento con ormone tiroideo, che adesso sarebbe lungo descrivervi, ma una cosa che raccomando a tutti è che quando siamo in presenza di queste forme, anche che non necessitano di terapia, la gravidanza potrebbe rappresentare invece un elemento importante per l'inizio della terapia, perché le alterazioni della funzione tiroidea in gravidanza non sono così gravi o importanti per la mamma, ma potrebbero in qualche misura produrre qualche problema sul feto e quindi poi sul bambino. Quindi è evidente che quando una giovane donna dovesse cercare di programmare una gravidanza o si trovasse in stato di gravidanza, se è a conoscenza di avere questo tipo di problema, è opportuno che immediatamente col proprio medico di famiglia o col ginecologo di fiducia esegua un controllo della funzione tiroidea. Su internet e nei libri, ovunque le persone vadano a vedere, si trovano descritte molti sintomi legati a cattiva funzione della tiroide. Diciamo due sono le condizioni importanti: l'ipertiroidismo, cioè vuol dire la tiroide che lavora tanto, e l'ipotiroidismo, cioè la tiroide che lavora poco. Per quanto riguarda la prima malattia, cioè l'ipertiroidismo,
potrebbe dare veramente dei disturbi importanti. Grazie a Dio è una situazione relativamente meno frequente dell'IPO, ma anche un po' più complesso da curare. Comunque produce agitazione, produce insonnia, irrequietezza, calo di peso, caduta dei capelli, vampate di calore. Il calore è poco tollerato anche durante i mesi invernali, quindi persone che hanno sempre caldo calano di peso, si sentono stanche, dovrebbero immaginare di avere questa situazione, che può essere legata anche qui dagli anticorpi, oppure da dei noduli che lavorano tanto in maniera autonoma, oppure dal cosiddetto morbo di Basedov. Non faccia paura il termine, ma è quello che potrebbe anche in un terzo dei casi associarsi agli occhi che vengono un po' in fuori, che noi medici chiamiamo esoftalmo, questa situazione. L'ipotiroidismo invece produce sintomi contrari. Qui stiamo parlando di tiroide ed energia. L'ipotiroidismo, mancando la funzione tiroidea, realizza stanchezza, sonno, freddolosità, apatia, anche deflessione dell'umore, scarsa intraprendenza, secchezza della pelle, caduta dei capelli, potrebbe dare anche disordini mestruali. Quindi spesso, proprio per la enorme diffusione che hanno le tiroiditi croniche, vi ricordiamo che in Italia, dopo i fatti di Chernobyl del 1986, la frequenza di queste malattie autoimmuni, io sto parlando della tiroide, è più che raddoppiata, come nel resto d'Europa. Quindi è chiaro che esiste una relazione, ahimè, con le radiazioni ionizzanti e l'aumento di frequenza delle malattie autoimmuni. Per fortuna, da molti anni, dal 1980 circa, esiste ed è a disposizione l'ormone tiroideo umano di sintesi, che ha diversi nomi, ci sono anche formulazioni liquide, formulazioni in perle gommose, eccetera, eccetera, e qualora una persona abbia necessità di sostituire la funzione tiroidea, è una terapia che vorrei dire perfetta. Pensate che è l'unica terapia al mondo che non è considerata doping, per cui un ipotiroideo, anche se in trattamento, potrebbe anche partecipare alle Olimpiadi, perché è considerata una terapia fisiologica. Dato che siamo sui social e quindi in ampia diffusione, spero, vi raccomando perché in giro esistono anche prodotti che vengono chiamati naturali, fra virgolette, ma di naturali hanno ben poco, perché sono ancora tiroidi estratte dal maiale o da altri animali, estratti di tiroide secca che usavamo dall'800 fino al 1980, quando a disposizione non c'era l'ormone tiroideo puro e fabbricato in laboratorio. Naturalmente le cose da dire su queste malattie sarebbero moltissime. Un'altra ultima raccomandazione, poi passo eventualmente a rispondere alle vostre domande. La raccomandazione è questa: stiamo parlando in senso generale anche di prevenzione. Allora, cosa possiamo fare per esempio per contrastare l'insorgenza del gozzo? Cioè l'aumento di volume che può essere diffuso della tiroide oppure nodulare, quindi possono comparire diversi noduli o a destra o a sinistra nei due lobi della tiroide. Possiamo assolutamente raccomandare l'uso del sale iodato. In Italia, nella crosta terrestre italiana e nel continente europeo manca lo iodio. Noi sappiamo che in alcuni stati europei, per esempio in Germania, in Inghilterra e anche nella Svizzera, è stato introdotto già dal 1959 l'uso del sale iodato. In quelle nazioni oggi non si rileva più la presenza di gozzo. Naturalmente chi ha già il gozzo, anche se prende il sale iodato, male non gli fa, a meno che non sia ipertiroideo, cioè non abbia un eccesso di funzione della tiroide, ma non prendere il sale iodato se uno ha già i noduli o il gozzo non gli serve a niente, ma serve soprattutto alle generazioni che vengono avanti, cioè ai bambini e soprattutto alle donne incinte, perché una corretta introduzione di iodio che attraversa la placenta garantisce, perché lo abbiamo già fatto a livello epidemiologico su grandi stati, garantisce lo sviluppo di una tiroide sana e quindi il bambino, il neonato in questo caso, avrà molte meno probabilità di sviluppare il gozzo nodulare diffuso o tossico nel corso della vita. Quindi sale iodato a tutti. Una raccomandazione alle donne incinte: esiste nelle vitamine che di solito consigliano i ginecologi o le ginecologhe da usare in gravidanza, la vitamina per la mamma, quelle anche che si comprano in farmacia abitualmente, contengono dai 200 ai 220 microgrammi di iodio, che è il quantitativo necessario per la donna incinta. Nell'adulto al di fuori della gravidanza sono sufficienti 100 microgrammi al giorno di iodio.
e le analisi condotte anche negli ultimi decenni, anche nel territorio dell'Ulce-Euganea 6, hanno documentato, per esempio sui bambini delle elementari di Padova, che la ioduria, cioè la comparsa, la escrezione di iodio urinario è bassa. Quindi nonostante noi importiamo la frutta da Israele, dall'Africa, dalla Spagna, di qua e là, onestamente la nostra acqua e la crosta terrestre sono povere di iodio, quindi va raccomandata l'assunzione di iodio, questo per prevenire il gozzo. E concludo dicendovi due parole sulla funzione della tiroide, perché forse chiarisce un po' questa presentazione anche alcuni dubbi, alcuni quesiti che vengono posti al medico e allo specialista. La tiroide produce due ormoni molto importanti che sono, uno si chiama T4, noi lo dosiamo come FT4, F sta per free, cioè dosiamo veramente la quota libera di ormone circolante nel sangue, e l'altro si chiama FT3, che è l'ormone veramente attivo. Questi due ormoni hanno la capacità in senso generale di attivare il metabolismo. Metabolismo è una parola usata e abusata perché ha a che fare col peso corporeo, col calo, l'aumento di peso che tanto angoscia molte giovani generazioni e anche non giovani di tutte le età, ma in realtà è l'insieme complicatissimo di reazioni chimiche che trasformano l'energia introdotta col cibo, quindi la pasta, la carne, la verdura, la frutta, il pane, in energia chimica utile per il cuore, per i nervi, per il sangue, per il fegato e così via. Il 98% dell'energia introdotta con gli alimenti viene lavorata dalla tiroide e serve alla termoregolazione. Noi siamo mammiferi intelligenti però a sangue caldo, l'ambiente interno è a 38 gradi, io peso 70 kg, voi pensate di mantenere 70 litri di acqua, anche se c'è qualcos'altro spero, oltre all'acqua no, nell'organismo umano, perché fa ridere ma è così, pensate di tenere a 38 gradi sopra il fornello, serve un disastro di energia. La tiroide ha proprio la capacità di organizzare questa energia, quindi è la nostra piccola caldaia indispensabile per il buon funzionamento non solo della termoregolazione, perché tutto funziona meglio a 38 gradi, ma per il funzionamento del cuore e di tutti i nostri organi, cervello compreso. È chiaro che un lieve aumento di attività della tiroide, stiamo parlando di termodinamica, potrei dire è come se aumentassimo di 1 grado o 2 la temperatura d'inverno, poi i costi della bolletta potrebbero essere molto alti. Ecco perché si spende più energia quando la tiroide aumenta la propria attività e la persona mangia di più ma rischia addirittura di calare di peso. Quando la tiroide viceversa lavora di meno perché è stata danneggiata dagli anticorpi o perché magari ci sono altre situazioni, un soggetto è stato operato e magari non assume la quota giusta di ormone tiroideo, quando lavora di meno è ovvio che può rallentare il metabolismo e quindi la sintomatologia è quella del freddo, cioè noi abbiamo la caldaia con una temperatura bassa e quindi soffriamo il freddo. Il nostro organismo cosa fa? Rallenta sia nel consumo ma rallenta anche nell'attività muscolare, rallenta nel ricambio dei capelli, dei peli, della pelle, quindi diventano secchi, brutti eccetera, e rallenta anche dal punto di vista psichico e psicologico perché c'è la deflessione dell'umore, la difficoltà di memoria, la difficoltà di concentrazione. Pensiamo ai nostri cari anziani che qualche volta passati 70 anni per definizione hanno un disturbo cognitivo, in realtà magari, siccome l'ipotiroidismo a quell'età potrebbe essere confuso anche con altre situazioni, è meglio forse domandarsi se in realtà c'era una storia precedente di tiroidite o di altre cose, perché la funzione tiroidea nell'anziano, se cala, produce anch'essa disturbi della memoria. Eccoci qua. Io spero di avere introdotto adeguatamente l'argomento e siccome sono già arrivate delle domande sul web e la cosa mi ha anche reso felice perché sono stato subito gettonato da molte parti. Allora Karen scrive: se una persona con l'ecografia del capo del collo si è riscontrata la tiroide, com'è possibile che i marcatori degli esami non l'abbiano rilevata? Mi pare di aver risposto nell'introduzione. Spesso ci possono essere alterazioni della carrozzeria, diciamo così, cioè della tiroide, ma il motore che produce gli ormoni tiroidei potrebbe funzionare benissimo, Karen. Quindi sono due cose che si fanno ma non sono spesso collegate. Elena: io sono ipotiroidea ormai da 16 anni, assumo Eutirox 75, non dovremmo dire in pubblico il nome del farmaco ma l'ho scritto Elena.
non facciamo pubblicità a nessuno, anche perché ormai è genericato ed è il più venduto in tutta Europa, quindi senza nulla togliere devo nominare gli altri: Sintoxine, Tiche, Tirosint, liquido in gocce e così via, altre formulazioni. E sono stabilizzata, dice Elena, su un valore normale. Può andare bene per tanti anni, può andare bene per tutta la vita, Elena, non ci sarà nessun tracollo, basta ricordarsi di prendere la pastiglia. Ma un'avvertenza: attenzione, se si usa latte di soia o derivati della soia insieme alla pastiglia si blocca l'assorbimento. Anche i sali contenenti ferro, che spesso le donne in stato con le mestruazioni hanno bisogno, perché magari sono un po' anemiche, il medico gli consiglia il ferro. Attenzione, il ferro va preso a distanza dell'ormone tiroideo, così come eventuali farmaci per lo stomaco, quelli che si usano per la gastrite, per l'ulcera gastrica, cioè tutti gli inibitori di pompa protonica si chiamano. E Silvia dice: vi è una correlazione tra patologia tiroidea e cancro? Allora, assolutamente no. Esiste anche il cancro della tiroide, che è piuttosto raro rispetto a tutti gli altri ed è quasi nel 97% dei casi curabile. Sotto i 40 anni alcune forme, le più comuni, papillare, è guaribile con i mezzi che abbiamo oggi, che sono chirurgia, terapia soppressiva e trattamento con radioiodio. Alessia: quanto influisce l'assunzione della pillola anticoncezionale se si prende insieme, ecco citato l'altro nome, a Tirosint? Assolutamente nulla. L'importante è non dimenticarsi la pillola se la si usa a scopo anticoncezionale, ma se per caso inizia la gravidanza non si deve sospendere mai la terapia sostitutiva, ma parlare col proprio medico di fiducia o, se necessario, anche con lo specialista. Barbara: ho la tiroide autoimmune di Hashimoto e ho tantissimo dolore sotto la pianta del piede sinistro alle mani. Non c'è una correlazione, Barbara. Esiste una possibilità remotissima. Secondo me non c'è relazione, perché di solito la tiroidite è da sola, ma per brevità di presentazione prima non vi ho detto che, essendo la tiroidite cronica di Hashimoto una malattia autoimmune, nel 10% dei casi possiamo riscontrare per esempio anticorpi antinucleo, anticorpi antitransglutaminasi, che sarebbero i marcatori della celiachia. Nei giovani, soprattutto nei bambini, si raccomanda ogni 2 o 3 anni o in presenza di sintomi di fare la ricerca della celiachia, perché ahimè 1 su 10 con la tiroidite potrebbe avere anche questo. Poi malattie autoimmuni molto rare come diabete di tipo 1, l'artrite reumatoide eccetera non occorre neanche andare a guardare, perché sono così rare che è come vincere l'Enalotto con €1, insomma, cioè, non è questo, non deve far paura, insomma. E la tiroidite di Hashimoto è molto comune, le altre malattie sono rarissime, stiamo parlando di 0, casi per milione, mentre la tiroidite di Hashimoto colpisce dal 3 al 7% delle donne, soprattutto donne dell'Italia. Michela: soffro di Hashimoto ormai da 15 anni, prendo tirosinte, i valori sono buoni, non riesco a perdere peso e soffro di vitiligine. La vitiligine è una di quelle malattie correlata alla tiroidite di Hashimoto, perché è una malattia autoimmune. Quindi ripassiamo: celiachia, vitiligine, qualche volta anticorpi antimucosa gastrica e gli anticorpi antinucleo. Queste sono le situazioni che possono esserci. Naturalmente il peso bisogna sentire lì il medico, un nutrizionista, fare ginnastica, insomma, capire anche perché ci sono altre situazioni. Passiamo a Marianna: gli esami tiroidei potrebbero essere falsati da altri farmaci? Sì, come ho detto prima, banalmente anche nutritivi equivalenti, per esempio il latte di soia, oppure farmaci che possono interferire con l'assorbimento come gli inibitori di pompa protonica, mentre farmaci come antibiotici, la pillola eccetera non hanno nessuna capacità di falsare i risultati. E poi Martina, che aveva scritto una mail alla ULSE 6 Ugania: le malattie tiroidee spesso rendono la pelle secca e invecchiamento precoce. Nel caso della malattia di Hashimoto è possibile rimediare con dei filler? Allora, i filler sono di appannaggio della medicina estetica e non sono assolutamente controindicati se uno ha o non ha la tiroidite di Hashimoto. Se la tiroidite di Hashimoto necessita di cura, basta che la cura con ormone tiroideo sia ben fatta e dovrebbe rendere normale la situazione, però bisogna che sia ben controllata e che gli esami del sangue, soprattutto l'esame da fare è il TSH e non tutti gli altri sempre, perché quello ci rende conto se la quantità di ormone tiroideo assunta va bene o se bisogna eventualmente adeguarla.
E poi ci sono anche le domande che adesso devo prendere lo schermo, se no non leggo fino là in fondo. Allora, Sonia, beh, complimenti, grazie, grazie. Vediamo le domande. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Prendo Euthyrox Giovi è il nome. Prendo Euthyrox da 100 per 4 giorni e 75 per 3 giorni e dopo aver asportato un carcinoma tiroideo 10 anni fa. Ora in menopausa riscontro battiti irregolari, come mai? Allora, questa è una domanda veramente, ringrazio Giovi di questa domanda che dà modo di rispondere a moltissime altre persone che magari non hanno il coraggio o non hanno il tempo e l'occasione. Allora, innanzitutto, se è stato operato da oltre 10 anni, ci sono oggi dei test per capire con sicurezza se la persona è guarita. Si chiama test al tirogen, possiamo programmarlo presso la medicina nucleare dell'ULSS 6 Euganea di Padova. Ma naturalmente con la menopausa potrebbero intervenire dei piccoli cambiamenti. Allora, chi è stato operato di carcinoma tiroideo dovrebbe mantenere il TSH non del tutto magari soppresso, cioè intendo 0,01, 0,05, ma fra 0,5 e 1, meglio che sia verso i valori bassi. Naturalmente questo ottenere il TSH verso i valori bassi presuppone un minimo aumento della quota di ormone tiroideo necessaria, quindi lì ci vuole un po' di finezza e un po', posso dirvi, è come uno che vuol fare il risotto senza assaggiare mai il riso. È meglio che il sale, un grande cuoco lo mette per tempo, un pezzettino alla volta e assaggia, perché altrimenti il rischio di andare a produrre delle aritmie cardiache, soprattutto un aumento della frequenza, ma anche qualche extrasistole, è alle porte. Naturalmente le cause di aritmia dopo i 50 anni possono essere anche dovute ad altre cose, ma la domanda è pertinente perché bisogna valutare anche la quota di ormone tiroideo inserita. Allora, vediamo altre domande. Per la tiroidite, allora Carla, per la tiroidite autoimmune, consigli alimentari per contrastare l'aumento di peso, grazie. Allora Carla, i consigli alimentari sono gli stessi di anche uno che aumenta di peso e non ha la tiroidite autoimmune. Allora, se c'è la tiroidite autoimmune che produce ipotiroidismo, cerco di dire e di spiegarmi chiaramente, non sempre la tiroidite comporta l'ipotiroidismo e quindi se c'è la tiroidite da sola non si prende niente. Se c'è l'ipotiroidismo va usato l'ormone tiroideo senza paura, perché non interferisce con niente, è un ormone fisiologico, quello esattamente che la natura ci ha dato. Ma naturalmente se si aumenta di peso, fatte le dovute considerazioni sul TSH, che deve essere normale, intendo normale intorno tra 1 e 2, diciamo, bisogna dare i consigli che si danno a tutti. Noi abbiamo dei cibi sempre più raffinati, sempre più appetitosi, sempre più stimolanti. Abbiamo trasformato, soprattutto in Italia, la nutrizione in gastronomia. E la gastronomia è entrata anche nelle nostre case, quindi se vedete la successione dei cibi che mangiamo al ristorante o a casa con gli amici va da cibi magari stimolanti ma non molto proprio gustosissimi, che possono essere gli antipasti, il primo, poi le carni, poi il pesce, poi alla fine il dolce viene alla fine, perché se lo mettessimo all'inizio non potremmo più poi tornare a mangiare l'antipasto, perché è molto saziante, ma siccome è molto buono alla fine ci sta anche quello e spesso è un aumento calorico. Io non è che ce l'ho con i pasticceri, conosco pasticceri famosissimi che sono anche miei amici, però dobbiamo fare delle considerazioni, ridurre i condimenti, mangiare o il primo o il secondo. Se si mangia il primo piatto ricco di carboidrati non occorre anche mangiare il pane, la regola generale per semplicità è questa: una porzione di carboidrati 3 volte al giorno, colazione, pranzo e cena, una però, non 2, non pane e pasta, non riso e pasta, non primo, secondo e patate, i fritti usarli poco perché è l'olio che ingrassa molto, condire con parsimonia, con prodotti naturali, evitare molti cibi che si chiamano erroneamente cibi spazzatura, perché per fortuna mezzo mondo si riesce a nutrire in questa maniera, ma insomma non abbiamo bisogno di mangiare molti pocci, pasticcini, cibi conservati, e purtroppo bisognerebbe anche trovare un po' di tempo per cucinare, perché il segreto sta in questo, perché insomma uno alle 4 o alle 5 del pomeriggio è più facile che mangi uno snack piuttosto di un piatto di insalata, ma a cena lo snack no, si mangia, si cucina
e anche a pranzo potendo, e quindi tornare un po' alle nostre tradizioni italiane che sono le migliori del mondo. Ed è un problema reale quello del peso, quindi raccomando a tutti molta attenzione alla bilancia e al girovita. Allora andiamo avanti senza saltare nessuno, vediamo. Alimentari l'abbiamo detto. Cosa pensa della dieta nei pazienti? Ho già risposto in parte. La menopausa può far sballare la tiroide? Mari, domanda molto interessante questa. Certamente, allora può far sballare la tiroide perché, per due ragioni. Innanzitutto bisogna vedere se veramente sballa, perché durante la menopausa aumentano due ormoni che si chiamano FSH e LH e sono i due ormoni dell'ipofisi che regolano l'ovaio. Se l'ovaio non lavora più, queste due sostanze diventano molto alte, anche 50-100 volte i valori normali. Una parte di questi due ormoni è la stessa identica parte in comune col TSH. Quindi i metodi di laboratorio, il nostro no, perché è un metodo accuratissimo, ma molti laboratori acquisiscono metodi di dosaggio che non hanno magari la capacità di distinguere la subunità alfa di questi ormoni che è in comune con quella del TSH. Ne risulta un falso aumento del TSH proprio quei 2-3 anni della menopausa. Quindi l'aumento però, non stiamo parlando di 10-15 volte il valore normale, ma quei 2-3 punti che potrebbero porre dei dubbi. In questo caso si deve anche controllare l'FT3 e l'FT4 e soprattutto parlarne col medico e capire se c'è la tiroidite o se ci sono elementi che possono orientarsi nella diagnosi. Quindi può sballare per questi motivi, soprattutto per questioni di dosaggio, ma soprattutto perché è un periodo di passaggio delicato e magari vengono messi in evidenza attraverso sintomi che derivano dalla menopausa ma che prima magari non c'erano. Quindi alla fine la donna va dal medico e dice: mi sento caldo, che sia la menopausa o la tiroide, e spesso si chiede un TSH e viene fuori un'alterazione che preesisteva ma non dava sintomi, perché la maggior parte con valori bassi o lievi di alterazione non ha nessuna sintomatologia o nessun disturbo. Ciao Adele, che saluto perché ho già risposto alle sue domande. Greta, buongiorno dottore, ho 23 anni, sono ipotiroidea dalla nascita, qual è il valore di TSH ottimale da mantenere? Greta, in parte ho già risposto. Per fortuna e grazie a Dio l'ipotiroidismo congenito oggi, che trova trattamento nei primi giorni dopo la vita, garantisce una vita perfettamente sana, felice, e anche si possono avere dei bambini sani e così via. Naturalmente il valore ottimale è all'interno del range di normalità, che va da 0,4 a 4, meglio in una persona giovane stare fra 1 e 2. Greta, io adesso credo di dover salire ancora un po'. Maria, ho sempre sofferto di sovrapporsi, forse di sovrappeso credo, perché magari le parole vengono coniugate dal sistema automatico. Adesso dopo 4 anni, cioè da quando sono entrata in menopausa, e aver perso 20 kg, fino a 2 anni fa ora peso 58 e da un paio di mesi che dimagrisco ancora. Altro c'è scritto, non so, allora, che potrebbe essere la tiroide. Se non ha nessuno, intanto complimenti Maria, perché calare tutto questo peso, adesso il trucco sa qual è? Mantenerlo almeno per un anno e mezzo, perché altrimenti c'è il fenomeno del pendolo, che non è quello di Foucault, cioè si tende a tornare purtroppo al punto di equilibrio. Quindi mantenere il peso. Se continua a calare, magari un TSH chieda al suo medico, ma forse dovrebbe essere fatto. Valentina, ipotiroidismo e mancanza di vitamina D sono correlati? Direi di no. Ci sono molti studi che la vitamina D ormai è diventata la panacea di tutte le cose, ma direi di no. Noi non abbiamo vitamina D, purtroppo non ne abbiamo molta, per questioni alimentari e per questioni di scarsa esposizione al sole, perché stiamo tutti a vivere con la luce artificiale, a parte quei felici 15 giorni di vacanza che magari andiamo al mare, e abbiamo anche paura, o in montagna per carità, di prendere il sole, perché ci sono anche lì molte malattie della pelle e siamo un po' spaventati. Poi ringrazio in diretta tutti gli amici, naturalmente qui ce n'è per tutti, ma adesso, siccome credo, vediamo, Elena, faccio in tempo a rispondere a Elena all'ultima. La tiroidite di Hashimoto dà problemi solo se al TSH o al T4 o al T3. Ho avuto un rialzo della prolatina e un FSH basso. Allora,
Elena, questa è una situazione abbastanza intrigante. Allora, il primo ormone che si muove quando la tiroide lavora poco è il TSH, perché vedete il TSH è come l'acceleratore della macchina e controlla la velocità. Se noi stiamo andando a 100 all'ora e vediamo che la velocità rallenta, immediatamente tocchiamo l'acceleratore se dobbiamo tenere la macchina costantemente a 100. La tiroide funziona così. Quindi in caso di deficit anche del solo 10% della funzione della tiroide, il T3 e il T4 potrebbero ancora essere nel range della normalità, ma il TSH potrebbe raddoppiare. Quindi non è raro trovare T3 e T4 normali con un TSH di 5, 6, 7. Naturalmente è un indicatore, si diceva, di ipotiroidismo subclinico. Quando c'è l'ipotiroidismo subclinico può esserci anche un lieve aumento della prolattina e una relativa alterazione dell'ovulazione nel periodo fertile e anche quindi del ciclo mestruale. È chiaro quindi che le cose potrebbero essere insieme, ma non è infrequente, anzi tutto il contrario. La domanda è bellissima, il TSH è quindi considerato l'unico esame da fare di routine per capire se la tiroide funziona bene, funziona poco o funziona tanto. E con questa domanda credo di avere esaurito la diretta. Ringrazio tutti i fans, ringrazio l'ULSS anche Euganea per questa enorme opportunità di diffusione di conoscenza, di cultura. Noi cerchiamo di andare incontro alle persone ogni giorno perché quando queste cose sono ufficiali magari cerchiamo di dare, per quello che possiamo conoscere, risposte ufficiali e di pronta comprensione. Spero di essere stato chiaro e ringrazio tutti, il direttore generale e chi ha organizzato lo staff della editoria che ha organizzato questo evento. Arrivederci sui social. Io vi dico l'ultima, risponderò compatibilmente col tempo, con le cose che possiamo fare, alle domande che voi vorrete anche i prossimi giorni inoltrare all'ufficio stampa l'Antonella Argenti dell'ULSS Euganea 6, in maniera tale che io poi con calma, brevemente, in maniera laconica, alla giapponese diciamo, vi posso rispondere. Buona giornata a tutti e a presto.